Sardegna, alluvione, ha dato la solidarietà e anche insomma, la disponibilità a intervenire. Beh, solidali assolutamente con l'amico Ugo Cappellacci, con tutto il popolo sardo per la immane tragedia che è accaduta. Peraltro in un contesto di isola dove anche se noi volessimo partecipare ci impieghiamo almeno 24 ore per far arrivare un'unità mobile. È una tragedia paurosa, i morti, il fango, l'acqua nelle città, ma è la volontà di essere assolutamente solidali, vicini e a disposizione. Se serve, il Veneto è disposto a richiamare anche i propri uomini della protezione civile per creare un bel contingente da mandare in Sardegna. Un po' è tornata la mente. Beh sì, onestamente sì, 233 comuni alluvionati, 10.040 famiglie o imprese che hanno subito allagamenti, torna alla mente la vicenda del 2010 che per noi è stata un'autentica tragedia che non dimenticheremo mai. Paragonando quell'intervento, c'è un importante bisogno in Sardegna, lei vede che sia stata un'immediata risposta rispetto alle esigenze a differenza di quanto è successo in Veneto? Beh, guardi, Ugo Cappellacci, i sardi hanno bisogno innanzitutto di un governo vicino, di un governo che stanzi subito le prime risorse necessarie per far fronte alle prime spese. Efficienza, e dico che Ugo ha bisogno di essere il commissario con pieni poteri. E noi in 9 mesi abbiamo liquidato le posizioni, abbiamo girato la disponibilità finanziaria ai comuni. Abbiamo realizzato ad oggi 925 cantieri su 233 comuni, ma ci vogliono poteri forti commissariali. Se entra in pancia la burocrazia italiana è finita.